Eccoci qua, cari telespettatori. Allora, un'altra parte della nostra trasmissione, questa è particolarmente, cioè mi sta a cuore, particolarmente interessante, perché quante volte, penso anche a voi, si è capitato di chiedervi, ma queste misure restrittive, che tipo di impatto, che tipo di conseguenze potranno avere sul nostro stato di benessere psicofisico in generale? Noi che siamo comunque una generazione, la maggior parte di noi, salvo, siamo una generazione abituata a un certo tipo di vita, di libertà, di assenza di costrizioni e di tutto sommato benessere, pur venendo da un periodo di crisi abbastanza lungo di anni fa. Però questo non l'abbiamo mai vissuto, i più giovani assolutamente no. Restrizioni e coercizioni anche della libertà individuale, di cui abbiamo parlato più volte sotto il profilo giuridico, ma adesso vediamo i risvolti psicologici, sono molto interessanti. C'è un progetto di ricerca che è stato realizzato con capofila anche alcune istituzioni, adesso scopriremo bene con diciamo così, parte del team che si occupa di questo e di cui vogliamo capire qualche cosa in più. Poi naturalmente noi li ricontatteremo perché vorremmo vedere anche i risultati che si conseguiranno. E allora vi presento subito i nostri interlocutori. Professor Dario Gregori, Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica, Dipartimento di Scienze Cardio-Toracovascolari, Sanità Pubblica, Università di Padova. Ben arrivato, professore. Grazie di essere collegato qui con noi. Da remoto, nella fattispecie da Trieste. Sempre da Trieste la professoressa Elisabetta Maresi, Unità di Psicoterapia e Psicologia di ProChild Onlus. Ben arrivata anche a lei, professoressa. Grazie. Grazie anche al professor Marco Silano, Unità Alimentazione, Nutrizione e Salute dell'Istituto Superiore di Sanità, collegato da Roma. Grazie anche a lei, professore. Grazie a voi. Allora, io inizio con il professor Gregori perché, se non erro, lei è il coordinatore di questo progetto, quindi ci racconti un po' come nasce questa idea, come si sviluppa e a che punto, che stato dell'arte è. Poi vediamo un po' insieme agli altri interlocutori di svilupparla nelle sue parti e anche nei risultati che finora sono stati conseguiti. Allora, questa iniziativa, che è un progetto che si chiama Presto Insieme, che è un po' anche di auspicio a ritornare prima o poi, speriamo prima che poi, a vederci di persona, per uscire di casa, nasce con l'obiettivo di fondamentalmente studiare quelle che sono le situazioni che si sono venute a creare durante questo periodo di quarantena. Ci siamo focalizzati soprattutto sugli aspetti cruciali, gli aspetti psicologici, gli aspetti degli stili di vita, per cercare di capire quale sarà l'impatto immediato e l'impatto anche a lungo termine di questo lockdown che insomma riguarda tutti gli italiani in maniera indistinta. Devo dire, è un progetto che nasce dalla collaborazione tra l'Università di Padova, la mia unità, e la ProChild Onlus e l'Istituto Superiore di Sanità, e gode del supporto tecnico di un'azienda, la Z Research, che ci ha fornito appunto la possibilità di condurre l'indagine dal punto di vista tecnico. Un'indagine che ha visto coinvolte quante persone, immagino con dei questionari fatti a distanza, posso immaginare, o no? Sì, noi abbiamo realizzato degli strumenti di indagine online, fondamentalmente dei questionari che si compilano comodamente via qualsiasi browser o dal cellulare. La diffusione è avvenuta tramite social network, quindi Facebook, quindi WhatsApp e quant'altro, su quanti altri sono gli strumenti a disposizione attualmente. Diciamo così, non abbiamo messo un limite nel numero dei questionari, nel senso noi continueremo a raccogliere il vissuto delle persone fino alla fine della quarantena e poi magari approfondiremo anche una possibile, anzi una reale appendice, ma magari di questo vale la pena parlarne dopo. Al momento attuale posso dire che abbiamo quasi 4.000 questionari compilati con un'ottima partecipazione, e i risultati preliminari che noi abbiamo iniziato ad analizzare, che sono oggetto di una pubblicazione scientifica che in questo momento è in revisione a una rivista internazionale, riguardano circa 2.000 questionari che erano stati compilati un paio di settimane fa e che noi abbiamo iniziato ad analizzare. Ecco, il periodo di inizio di analisi quando è stato? Dal momento dell'apertura, da quando è stato dichiarato il lockdown sostanzialmente? Sì, una settimana dopo, e continuerà, come dicevo, fino alla fine. La cosa che posso a questo punto anticiparla, il questionario è completamente anonimo per quello che riguarda il racconto del vissuto attuale, però chiediamo alle persone che sono interessate di darci la loro email,
per arruolarli in una coorte attiva che seguiremo anche nel lungo periodo, intendo dire anche ben oltre l'anno, per capire quali saranno gli effetti di lungo periodo appunto di questo sistema di costrizione a cui non abbiamo potuto prescindere. Certo. È particolarmente... Chiedo scusa. No, no, prego, prego. No, è particolarmente importante perché riteniamo ci siano degli elementi per pensare che ci saranno degli effetti di lungo periodo che vanno studiati, e quindi la collaborazione delle persone, che è veramente molto alta per un questionario di questo tipo, insomma, è veramente opportuna. Voi state analizzando persone scelte con quali criteri di età, sesso, stato sociale, fatto che lavorino da casa, non lavorino, abbiano perso il lavoro, l'occupazione, cioè ci sono persone che proprio non escono più di casa, altre invece che in virtù del fatto che hanno continuato a lavorare hanno la possibilità di muoversi, quindi sentono in modo diverso questa costrizione. C'è stato un criterio o è stato stocastico, casuale? Ma noi abbiamo usato un campionamento non proprio ortodosso, ma insomma diciamo si chiama di snowball sampling, a valanga, nel senso che abbiamo usato i social network per far sì che ogni persona che risponda al questionario poi lo trasmetta alle persone che conosce. Ah, perfetto. E in questo modo abbiamo ovviamente campionato le zone che hanno più risentito dell'epidemia. Infatti la maggior parte dei questionari si colloca al centro-nord, diciamo. Centro-nord, benissimo. A questo punto io mi collego direttamente con il professor Silano, perché lei invece è nella zona centro-Roma sostanzialmente e si occupa di alimentazione. Perché alimentazione? Come mai siete stati coinvolti? C'è anche un impatto a livello di cambiamenti di abitudini alimentari? Le abitudini alimentari è verosimile, e poi i risultati ci stanno dando ragione, che siano cambiati dall'isolamento sociale forzato e dalla quarantena, perché la gente passa in casa tutta la giornata con molto tempo libero, per cui può essere anche, insomma, avere anche frustrazione o comunque essere annoiata e cercare nell'alimentazione, nel cibo, un sistema di premio. Ed inoltre i frigoriferi e le dispense sono piene, perché comunque c'è stata la corsa a riempire casa di generi alimentari, soprattutto a lunga conservazione, per cui ci sono tutte le condizioni perché la gente non solo mangi male, ma anche si iperalimenti, cioè mangi più calorie di quanto poi possa consumarne, anche con il fatto che stando dentro casa naturalmente il movimento e l'attività fisica è ridotta, se non completamente ferma. Ecco, nell'indagine siamo ancora alla fase un po' organizzatrice di questa ricerca che state facendo. Relativamente all'alimentazione, ci sono state domande specifiche per capire anche le differenze da territorio a territorio, da gruppo sociale a un altro, sull'alimentazione, sulle abitudini, quanto sono incambiate? Quindi sul genere di alimenti. Sì, no, le domande riguardano quali erano le abitudini alimentari prima e durante la quarantena. Le domande sono le stesse indipendentemente dalla provenienza geografica oppure dal background demografico delle persone che rispondono. Però poi naturalmente nell'analisi dei dati potrà essere fatta una stratificazione per reddito, per grado di cultura, per regione di appartenenza, per cui i risultati potranno essere elaborati secondo i criteri a cui ha fatto riferimento. Assolutamente. C'è qualcosa che vi ha colpito in modo particolare, che ritorna, a parte, vabbè, come si diceva, il cibo un po' cosiddetto spazzatura, che magari è anche consolatorio, però qualcosa che non so, tipo di ricorrenza molto più frequente, dolci o a un certo tipo di preparazioni? Si raccontava, prima fuori onda si parlava, no, dei panificati, per esempio. Sì, dai questionari è emerso che c'è un aumento della quantità di zuccheri semplici e complessi che vengono assunti nelle 24 ore. Quindi si consumano più dolci, si consuma più pane e si consuma verosimilmente più pizza, perché sono anche degli alimenti che possono essere prodotti in casa, per cui da una parte si cerca di impiegare il tempo, anche magari con i bambini o con i figli, a prepararli, però dall'altra parte poi si consumano e ahimè questo comportano comunque uno squilibrio nei pattern dietetici che dovrebbero essere quelli salutari.
sono considerati anche alimenti consolanti, gratificatori, qualcosa che possa in qualche modo compensare un dolore che comunque esiste per mancanza di libertà o anche paura o tensione, stress, depressione, poi di questo parleremo anche con la dottoressa, la professoressa. Sì, certo, c'è comunque un aspetto consolatorio nella ricerca di alcuni cibi che sono quelli dolci, ma anche per esempio nel consumo di bibite zuccherate. C'è un aumento comunque, o comunque c'è un consumo di bibite zuccherate maggiore di quelle che sono le raccomandazioni della dieta mediterranea, che è il nostro riferimento per valutare una dieta varia ed equilibrata, e come stavamo dicendo prima, per esempio anche gli alcolici. Comunque si supera in una percentuale di casi la dose di una o massimo 2 porzioni al giorno, che è quella appunto raccomandato dalle linee guida. Quindi una vita più tranquilla, sedentaria, domestica, eccetera, non è così salutare come potrebbe sembrare. Beh, in questa situazione no, da un punto di vista alimentare. E poi c'è l'altro grosso problema, che è quella dell'attività fisica. Stando dentro casa, non potendo uscire, naturalmente il movimento, che è quello che ci permette magari di uscire al di fuori delle raccomandazioni un pochino ogni tanto, perché con il movimento si può naturalmente aumentare il consumo calorico. In questo caso invece praticamente non vi è la possibilità di aumentare il consumo, per cui diciamo che le abitudini alimentari sbagliate hanno un impatto ancora più grave sulla salute. Assolutamente. Tra l'altro il movimento, vabbè, anche prendere il sole, la luce solare aiuta con la vitamina D, alza le difese immunitarie, insomma fa star bene anche psicologicamente, alza l'umore. Qui mi collego con la dottoressa, la professoressa Maresio, e qui entriamo in discussione tutti gli aspetti invece psicologici di queste costrizioni. Il solo fatto di menzionarle prima ancora che attuarle ha provocato degli stress di non poco conto, cioè le prime conferenze stampa così improvvise con decisioni un giorno per l'altro, una comunicazione deprecabile che è stata attuata, ha creato stati veramente ansioso-depressivi in moltissime persone. C'è chi addirittura diceva che non riusciva più a dormire la notte, chi ha avuto dei disturbi di vario genere anche a livello comportamentale, e qui sta il ruolo suo e della sua equipe. Sì, diciamo che con tutto il team abbiamo utilizzato degli strumenti specifici partendo da una pubblicazione che era stata fatta ancora in febbraio dai colleghi della King College University di Londra e francamente quello che faceva più paura era anche questa modalità di rischio che si intravedeva su una comunicazione scorretta, perché ovviamente una comunicazione scorretta non dà serenità, genera paura che poi si può tramutare anche in angoscia e nelle situazioni più gravi in panico, no? Che è un po' quello che abbiamo visto in certi tipi di reazioni, cioè questa forma regressiva che abbiamo visto quando le persone prendevano i treni per tornare in certe zone d'Italia, oppure quando avevano dei fenomeni di accaparramento. Noi sappiamo che la fame attualmente non ci può essere, no? Diciamo per la maggioranza in Italia i supermercati sono ben forniti, però all'inizio, siccome le informazioni erano ovviamente allarmanti, la paura ha generato un panico tale che abbiamo avuto una regressione così forte che le persone sono andate all'accaparramento di tutto e di più. Ora, tutto questo ci fa un po' riflettere, perché noi in questo momento stiamo analizzando i primi dati. E i primi dati, come giustamente ricorda lei, ci parlano di una popolazione che nella prima fase, quindi proprio nelle prime settimane, hanno sperimentato l'insonnia. Questo è un dato che confermano anche gli operatori sanitari, che forse sono stati quelli più colpiti. Noi poi nel nostro test potremo fare eventualmente delle correlazioni con la tipologia di lavoro che una persona fa. Però in effetti l'insonnia fosse stato uno tra i primi sintomi, dopodiché c'era un senso di vuoto, c'era un senso di paura, quell'angoscia di contaminazione che è ancora molto presente, direi,
perché in effetti abbiamo tutti paura di prendere un virus che di fatto non è un qualcosa di valutabile. Potremmo avercelo anche noi, paradossalmente. La comunicazione che era stata fatta inizialmente voleva in realtà essere positiva, no? Si parlava di guerra, non a caso è stata utilizzata questa terminologia. Cioè la terminologia doveva essere paradossalmente rassicurante perché si andava a lottare contro qualcosa, quindi in genere un nemico ha un luogo, è ben definito, è localizzabile, insomma è una cosa contro cui possiamo andare. Viceversa, noi parliamo di un virus che non è localizzabile, può essere ovunque anche dentro di noi. Tutta questa situazione ha comportato il fatto che dall'analisi primaria di questi dati che sono i primi 2000, insomma, ma ne abbiamo tanti altri ancora, vi è la situazione in cui rileviamo un aumento significativo di fenomeni di sintomatologie depressive e anche stati di malessere psicologico significativi. E questo ci fa pensare, indubbiamente. Giustificati secondo voi? O acuiti, cioè giustificati dalla situazione o acuiti da una cattiva, non corretta, ecco, gestione del tutto, perché quando i provvedimenti sono presi a livello politico o solo sanitario sono volti a un certo tipo di intento, con delle ripercussioni, delle conseguenze o delle mancate gestioni sotto altri profili. Appunto voi avete analizzato gli impatti sotto il profilo sociologico, psicologico, eccetera, che poi con tutti i risvolti, poi naturalmente anche alimentare, quindi della salute della persona, che non sono stati presi in considerazione, secondo me, nel modo più totale. Ma, se posso rispondere da un punto di vista psicologico, Sì, qui assolutamente. siamo di fronte a, quindi non, perché la mia competenza finisce lì, quindi non posso esprimermi da un punto di vista politico, ma da un punto di vista psicologico è anche vero che bisogna considerare che è stato un trauma in tutti i sensi, no? È stato un trauma per noi e per chi l'ha dovuto gestire. Quindi è stato inatteso, probabilmente le persone hanno cercato di fare il meglio che si poteva realizzare. Indubbiamente delle criticità ci sono, cioè quindi le pagheremo tutti, ma è un trauma a livello di, come possiamo dire, di 11 settembre, di tutti quei grandissimi fatti della storia su cui pochi avevano delle responsabilità così grandi in così poco tempo. Quindi la gestione è stata quella che spero fosse la migliore che sono riusciti a produrre, ma sicuramente l'impreparazione era data proprio da una situazione che era inaspettata. Poi è logico che quello che ci auspichiamo, penso con molti colleghi, è che la gestione alla luce di questi dati, alla luce di tantissimi studi, sia modificata e vada verso un'informazione, un aiuto diretto alla popolazione in cui l'istituzione sia la vera risposta. Cioè se prima avevamo delle istituzioni che paradossalmente ci avevamo abituato ad essere verso o contro qualcosa o qualcuno, attualmente l'istituzione dovrebbe essere quella che inizia a fare un principio di solidarietà tra la popolazione, Ecco, inizia esatto. a fare una visione totalmente diversa dell'individuo. Per esempio, quando adesso finalmente si manda un messaggio comunicativo del tipo state a casa perché in questo modo aiutate gli anziani, questo da un punto di vista psicologico e comunicativo è già un messaggio più pregevole, no? Perché punta di più sull'altruismo, punta di più sul fatto di dire non siete dei reclusi, bensì non sono i domiciliari quelli che vivete, bensì è un vostro aiuto sociale e quindi iniziamo a costruire una società basata su altri principi. Già questa può essere una comunicazione che può funzionare di più rispetto a quella iniziale. Quindi le forme di restrizione vengono vissute come un sacrificio che una persona fa verso e per il bene dell'intera società. Parallelamente le istituzioni devono impegnarsi a dare delle risposte concrete perché è vero che la paura di perdere il lavoro, anzi purtroppo anche molti l'hanno perso,
la paura di non saper dare delle risposte concrete proprio economiche e alimentari ai propri figli. Queste sono tutte cose che in questo momento danno un assist enorme alle istituzioni che potrebbero diventare fondamentali e acquisire un ruolo veramente significativo e importante e ritrovare quella fiducia che forse nel tempo sociologicamente avevano perso. Bravissimo, hai toccato un altro aspetto importantissimo. Ripartiamo da questo, io vi interrompo un secondo, andiamo in pubblicità e poi vediamo di approfondire ulteriormente questi temi, quindi restate con noi.